Il sistema portuale di Venezia e Chioggia si conferma uno dei principali motori del Veneto. Le imprese attive sono 1442. Il valore della produzione generato si attesta intorno ai 15 miliardi di euro, che, considerando anche gli effetti diretti, indiretti e indotti, raggiungono i 44,2 miliardi, pari al 6,5% del PIL regionale. È in fatto di sostenibilità, dopo 20 anni di progetti, entro 2 anni il compimento dell'elettrificazione delle banchine. A dirlo il numero uno del porto di Venezia, Matteo Gasparato. Nel 2026 si compierà l'elettrificazione delle banchine con l'utilizzo dei fondi del cold ironing, che renderanno possibile questa cosa, cioè le navi ormeggiate chiuderanno i motori e potranno ricaricarsi sostanzialmente, e quindi l'inquinamento acustico e l'inquinamento ambientale saranno abbattuti. Chiaro che va implementata la rete con i pannelli fotovoltaici e tutte le altre forme di creazione dell'energia. Così, secondo l'analisi del Centro Studi Sintesi della CGA di Mestre presentata a Venezia, Cacorner anticipa di come si facciano sentire anche in laguna gli effetti delle tensioni internazionali con la guerra in Medio Oriente e il blocco dello stretto di Hormuz. I dati ancora non ci sono, perché ovviamente parliamo di un mese, di conseguenza però sicuramente alcuni dati ovviamente daranno un segno negativo. A pesare l'aumento dei costi operativi legati soprattutto al carburante. I rincari incidono sulla logistica e sul trasporto merci, comprimendo i margini delle imprese e rallentando alcuni traffici. Ormai lo stiamo toccando tutti noi, anche semplici cittadini, col costo del carburante. Ci aspettiamo che questo indubbiamente avrà delle ripercussioni. Stiamo lavorando davvero anche per riorganizzare il tipo di lavoro, per cercare di fare in modo che ci siano magari più carichi, e anche questo dipende poi sulla navigabilità dei vari canali. Devo anche dire che ci sarà anche un problema probabilmente anche col rigassificatore, perché comunque anche questo è un tema che andremo, però sono cose, ripeto, inaspettate, come tutti non ci aspettavamo, ma ci stiamo organizzando.